Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Stazione quaresimale a Santa Maria Maggiore. Preghiamo. Ascolta, Padre misericordioso, le nostre umili preghiere. Noi confessiamo a te le nostre colpe e tu nella tua bontà donaci il perdono e la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Se Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse cessato per sempre il suo amore, e finita la sua promessa per sempre. Voi avete dimenticato i nostri errori, avete disobbedito al suo vuoto, e avete per questo vinto me, e andato alla destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. Dio santo e Dio, quale Dio è il nostro Signore, tu sei Dio che opera meraviglie, manifesta la tua forza tra le genti, e il coraggio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Dio di Abramo, Dio del tuo scopo, sussultato cielo, le tue saette saranno. Creatore del tuo cuore Gesù, lui misericordia, la terra nuova sul mare stava la tua vita, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili. Grazie che il tuo cuore, le mani non si gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
l'acqua dei fonti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e salire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi fa poggiare il mondo. Dal Signore saranno tutti i suoi avversari, l'Altissimo tornerà dal cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Crediamo che vivremo con Lui. Gioiscono le isole tutte, nubi e tenere le loro volti, giustizia e diritto sono la base del suo trono. I monti fondono come il cielo davanti al Signore di tutta la terra. Il Signore funziona la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Per i tuoi giudizi, Signore. Odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per noi Cristo è diventato sapienza, giustizia, santità e redenzione. Signore, Cristo, Signore, preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziato, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza.
non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo
uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve la consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli Azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli: il Maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i 12. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbi, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ricordavamo che per padre Llorente, il grande missionario in Alaska, lui usava questa espressione: i santi non sono stati santi per quello che hanno fatto, ma sono stati santi per quello che hanno permesso a Dio di fare in loro. La grandezza dei santi, quando noi leggiamo una vita di un santo e quando ammiriamo quello che hanno fatto, tutta la grandezza del santo è nell'interiore propriamente, non in quello che leggeremo, perché quelli sono piuttosto gli effetti di quella unione con Dio interiore. Hanno tolto da loro quello che era di ostacolo a Dio e togliendo questo Dio ha potuto agire in loro. Hanno permesso a Dio di agire in loro, per quello sono santi. Ed è quello ciò che vuole Sant'Ignazio negli esercizi, vuole togliere da noi, abbiamo ricordato già prima, vuole togliere da noi tutto quanto impedisce alla sua parola di parlare. La sua parola con la quale lui ha creato i cieli, la stessa parola che si incarna, diventa uomo, è la stessa parola che può parlare alla mia anima, può trasformare la mia anima, può renderla il più simile a sé possibile. E perciò tutte le indicazioni che darà Sant'Ignazio, tutti si ordinano a questo, a permettere al Creatore di parlare liberamente all'anima. Quando parla della convenienza, per esempio, del silenzio, del deserto, dell'allontanarsi propriamente, darà 3 convenienze Sant'Ignazio nel numero 20 degli esercizi. La prima è il merito che si acquista davanti a Dio. Già il solo fatto di dedicare tempo a Lui è fonte immediata di meriti. La seconda è una questione anche di concentrazione. Quando uno lascia altre cose, quando uno non pensa o non ha possibilità di pensare ad altre, più si concentra su una. E così dice Sant'Ignazio che negli esercizi, mentre più mi allontano dalle cose, mentre più mi allontano dai pensieri, non solo silenzio esteriore, ma silenzio interiore, mentre più mi allontano dalle cose, più posso porre tutta l'attenzione in una cosa sola, cioè nel servire il Creatore e nel giovare alla propria anima. Bene, ma il terzo argomento di convenienza, noi ci troviamo già al 3° giorno degli esercizi, quelli che li iniziano per internet al 2° giorno, e quindi è importante rinnovare questa convinzione.
perché piano piano passino gli esercizi, forse tendiamo piano piano a perdere il silenzio, a pensare già a quello che devo fare dopo, a pensare ad altre cose secondarie. È importante riprendere questo atteggiamento. La terza convenienza per cui conviene far silenzio interiore, non pensare a problemi, non pensare ad altro se non nel servizio di Dio nostro Signore, nella unione con Lui. Quando più un'anima si trova sola e appartata, tanto più diventa capace di avvicinarsi e di unirsi al suo Creatore e Signore. E quanto più gli si unisce, tanto più si dispone a ricevere grazie e doni dalla somma e divina bontà. Secondo me, quando Sant'Ignazio incoraggia all'esercitante a essere generoso, dice grande animo, cioè magnanimità, anzitutto, generosità, soprattutto glielo sta dicendo nel fare silenzio, perché è lì che solo un'anima grande può dire sono giorni solo per il Signore. Un'anima generosa che si sa impegnare, perché non è facile fare silenzio, non è facile fare silenzio esteriore, molto meno silenzio interiore. Perché quando Sant'Ignazio dice grande animo e generosità, perché dice questo? Perché possa offrire la propria libertà in modo che la Divina Maestà possa disporre di lui e di quanto possiede secondo la sua santissima volontà, che la Divina Maestà possa disporre di lui, possa entrare nel suo cuore, entrare nella sua anima e da lì trasformarlo interiormente. Perciò, continuando a meditare su tutte le cose che negli esercizi ci vengono proposte, principio e fondamento, i peccati, indifferenza, morte, inferno, misericordia, adesso cominceremo la seconda settimana qui al seminario della chiamata del Re, sono tutte disposizioni interiori che se io li acquisto, se io guadagno questa disposizione, guadagno tutto, perché permetto alla sua Divina Maestà di comunicarsi con me, di darmi le sue grazie, di trasformarmi interiormente. Perciò che sono giorni dedicati soltanto al Signore, e perciò devono essere giorni di generosità, perché Dio da parte nostra merita ogni impegno, ogni generosità. Noi per un bene terreno faremo degli sforzi enormi. Se ti dicono che facendo uno sforzo grande potresti magari guadagnare un titolo accademico, universitario, uno lo farebbe. Se ci fossero altre convenienze uno si impegnerebbe tanto. Bene, adesso ci si dice di impegnarci perché Dio può parlare alla mia anima, la sua parola può entrare nella mia vita e trasformarmi interiormente. Chiediamo quindi questa grazia a Maria Santissima, la grazia che questi giorni siano giorni di vero silenzio, soprattutto di silenzio interiore.
si affida alle nostre preghiere, parenti, amici e benefattori, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la vostra perseveranza della vocazione, la perseveranza finale, per l'ovente della vocazione del nostro seminario, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la conversione dei peccatori, specialmente i più inquiriti, esperimenti, ma misericordiosi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra seconda vocazione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la grazia della vera devozione a Maria Santissima ti preghiamo. Tutto questo lo chiediamo a te, Dio Padre Onnipotente, per Cristo nostro Signore. Ricevi, o Padre Santo, pagina 148. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceveva dalle mani questo sacrificio, allora è gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta questa offerta, Signore, e fa che testimoniamo nella nostra vita la passione del tuo Figlio, che celebriamo nei santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai vicini i giorni della tua passione e di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concede un Signore che si uniscono le nostre umili voci nell'inno dei loro. Sono pieni
nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio per te. Ora ti preghiamo, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventano il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eredi, la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ignazio di Loyola, San Luigi Maria Grignon di Montfort e tutti i santi nostri intercessori presso di Dio. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra. Il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nino, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri crediti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vedremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua regno, tua potenza e la gloria per secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambi altri un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O pane della vita, pagina 159. Amen.
Grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Il sangue di Cristo, offerto a Dio nel ci lava dalle opere dei morti, un impulso santo a Dio vivente. Benedetto il Signore, il nostro Israele. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Il giuramento fatto al nostro Padre di concederci liberati dalle mani dei nemici. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare la strada, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per chiudere la tristà centrale con il suo risorse, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo. Dona ai tuoi figli, Dio Onnipotente, la certezza di essere rigenerati alla vita eterna, nella gloriosa morte del tuo Figlio, che la Chiesa annunzia in questo più grande mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate, Signore, la vostra vita, andate in pace. San Michele Arcangelo, Difendici nella lotta, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sfondare l'inferno, la forza di Dio, salva e libera gli spiriti maligni, e guarda per il mondo per la perdizione dell'anima. O bella mia speranza, pagina 600.